Ha suscitato clamore e fa inevitabilmente discutere il caso del direttore generale dell'ULSS 7 Pedemontana, il trevigiano Carlo Bramezza, nei confronti del quale il Tribunale di Treviso ha dichiarato aperta una procedura di liquidazione del patrimonio per un debito di quasi 11 milioni di euro, maturato per aver firmato a garanzia di consistenti esposizioni debitorie di società nell'ambito immobiliare di cui era socio. Investimenti fallimentari che hanno creato un buco di cui ora il manager 55enne è chiamato a rispondere. Bramezza, cresciuto politicamente nelle file della DC, è stato direttore di IPAB, in particolare quella di Casa Marani a Villorba, prima della nomina a direttore dell'ULSS 4 di San Donà di Piave, a cui è seguita quella all'ULSS Bassanese. Fratello di Ilaria, attuale capo dipartimento al Ministero delle Infrastrutture dopo essere stata direttrice generale in regione, Carlo Bramezza deve ora far fronte a una serie di stringenti provvedimenti disposti nei suoi confronti dal giudice Clarice Di Tullio, riguardanti il pignoramento dell'abitazione, di un appartamento già andato all'asta, di soldi in banca e quote azionarie, nonché del quinto dello stipendio. Per coprire il maxi debito, il manager pubblico trevigiano ha ottenuto di beneficiare della legge ribattezzata Salva Suicidi, un quadro impegnativo e complesso che pone necessariamente degli interrogativi sull'opportunità per chi ne venga investito di svolgere ruoli dirigenziali in campo pubblico e soprattutto come direttore generale di un ULSS che deve garantire la tutela del bene più prezioso, la salute dei cittadini.